non litighiamo e andiamo verso l'obiettivo. Si presentano uniti e sorridenti i presidenti di Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, e i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, all'uscita dal primo incontro operativo per definire la candidatura congiunta delle due città alle Olimpiadi invernali del 2026. I tempi sono stretti. La prossima settimana il Comitato Olimpico Internazionale si riunirà per decidere la short list delle località candidate. Noi abbiamo dei competitor, sono forti, attrezzati, agguerriti, per cui questa non è una passeggiata. Pancia a terra, noi andiamo avanti. Turchia con Erzurum, Stoccolma e Cagliari e noi siamo i 4 ovviamente in nomination. Dobbiamo arrivare nella short list, che è la prima scrematura, vedremo se saremo 4 o se saranno meno di 4 e dopodiché andremo al risultato finale. Il clima è di grandissima coesione e collaborazione, assicura il governatore lombardo, che parla di accordo raggiunto al 90% sulla suddivisione delle discipline tra le due località. Troppo presto però per scoprire le carte, si regalerebbe un vantaggio alle altre concorrenti. L'idea che abbiamo valutato è un'idea di un estremo equilibrio, comunque siamo d'accordo su tutto sostanzialmente, ci sono da definire alcuni dettagli, ma sostanzialmente c'è un accordo assoluto su tutta la distribuzione delle varie gare. Il nostro è un progetto di eccellenza ma low cost, gli fa eco il sindaco di Milano. Abbiamo garantito autonomamente una copertura delle risorse, ma contiamo ancora sull'aiuto del governo. Riteniamo che anche attraverso il sostegno dei privati si potrebbe farlo, ma non è giusto che il governo non lo faccia. Quindi in ogni caso adesso andiamo avanti. Abbiamo garantito al CIO che noi ci siamo, perché questo era fondamentale, perché non era un bel messaggio lasciare ambiguità, e quindi noi garantiamo. Però non è finita ovviamente la discussione col governo, non la consideriamo finita. Il dossier definitivo della candidatura sarà pronto entro gennaio. Per la montagna veneta è una grande occasione di rilancio attraverso investimenti che resterebbero sul territorio una volta conclusi i giochi. Saranno i 70 anni dalle Olimpiadi del 1956, quindi per Cortina sarà la possibilità di rivivere un nuovo sogno, una nuova esperienza e un rilancio anche in termini di legacy poi per gli anni a venire. Definitivamente archiviate le polemiche con Torino, ormai fuori tempo massimo. La cerimonia di apertura molto probabilmente sarà fatta a Milano o a San Siro, su quella di chiusura vi stupiremo.